Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Per l'eruzione dell'Etna, blocco totale dell'aeroporto di Catania, almeno fino alle 18. La colonna di fumo sprigionata dal cratere Voragine ha superato i 4 km di altezza. Anche all'aeroporto di Trapani Birgi, già dalla notte scorsa, gravi disagi e ritardi a catena a causa dei numerosi voli dirottati da Catania. Sempre a Catania, troppe armi in giro. La Commissione regionale antimafia, preoccupata per le recenti sparatorie in città, chiede ai vertici investigativi dati precisi sulla filiera di approvvigionamento degli ordigni. A Palermo, interrogato, non risponde l'uomo che ieri ha accoltellato a morte un coinquilino barricandosi in casa. Arrestati in 3 per aver rapinato e picchiato un giovane a Capodanno. Revocato l'obbligo di dimora a Corleone alla figlia di Riina, indagata per estorsione mafiosa. Il mancato rinnovo del taglio delle accise riporta i carburanti sopra i 2 euro al litro. Insorgono le associazioni di categoria e gli automobilisti. A Maddalusa, quartiere di Agrigento, rubinetti a secco per 2000 cittadini ormai da più di un mese. Diffida del Codacons alle società di distribuzione dell'acqua, oltre che al comune e alla regione. Piccolo nelle dimensioni, enorme nel significato, compie 80 anni il bikini, il costume da bagno che ha rivoluzionato l'abbigliamento femminile al mare. Calcio, in Serie B il Palermo piazza il colpo Hernani per il Catania, inizia una settimana importante per pianificare la campagna acquisti. Bentrovati. Per l'eruzione dell'Etna, aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 18. Ci colleghiamo in diretta con Fontana Rossa, dove c'è per noi Eva Spapinato. A te, Eva. Sì, Michele, buongiorno. Lo hai appena detto tu, la comunicazione di pochi minuti fa è proprio quella della chiusura dell'aeroporto dello scalo catanese di Fontanarossa fino alle ore 18. Il tabellone che vedete alle mie spalle, dove c'è scritto la comunicazione della intensa attività vulcanica, per cui le attività dello scalo in atterraggio ma anche in partenza sono sospese, fino alle 18 è stato cambiato da pochissimi minuti. E anche l'altoparlante qui all'aeroporto inizia da qualche minuto a comunicare il nuovo orario. Ecco, una situazione in costante divenire, come potete immaginare già da ieri. Quello che manca infatti all'aeroporto di Catania da ieri è il rumore degli aerei. Quello che invece è presente è la nube di cenere vulcanica con la nuova attività eruttiva dell'Etna che continua a condizionare la vita di migliaia di persone, di passeggeri e anche ovviamente l'operatività dello scalo etneo. Come vedete c'è la comunicazione, se potete sentire in diretta, la comunicazione dell'altoparlante che dice che le operazioni sono sospese fino alle ore 18, mentre ieri è stata una giornata di ritardi e di cancellazioni di voli già dalle prime ore del mattino di domenica. Inizialmente i voli sospesi erano quelli in arrivo, poi la direzione dei venti è cambiata e quindi hanno sospeso sia gli arrivi che le partenze dall'INGV. Ci comunicano che l'eruzione continua, quindi continua ed è costante, anche se può far ben sperare il tremore vulcanico è leggermente diminuito. Come hai detto tu, la nube è alta 4 km adesso e si vede decisamente bene dallo scalo etneo. Io sono qui in compagnia di 2 passeggeri che ci raccontano l'umore e quello che è successo un po' a tutti nelle interviste che poi vi proporremo tra qualche minuto. Allora, il signore ha appena ricevuto la sua comunicazione dalla compagnia aerea. Ho ricevuto la comunicazione, purtroppo il tuo volo da Catania a Torino è stato cancellato e si scusano per l'inconveniente. Che ora doveva partire? Alle 16:35. Però... Lei questa mattina è venuto in aeroporto da dove? Vengo da Scicli, provincia di Ragusa, ho preso l'autobus delle 6 e sono qui, adesso
in attesa di nuovi sviluppi, speriamo positivi. In ogni caso... Cosa farà? Prenderà un altro volo, tornerà a casa? Allora, sì, infatti mi dicono o di modificare il volo oppure il rimborso. Non so ancora, devo ancora decidere. Okay, avrà il tempo sicuramente per farlo. Il signore invece non è la prima volta che rimane bloccato a Catania. No, non è la prima volta, io mi ricordo quando c'è stato l'incendio dell'aeroporto, ma lì c'è stata una situazione diversa, che appena sono andati in aeroporto hanno comunicato l'aeroporto è chiuso e ho trovato altre soluzioni per raggiungere Roma. Lei preferirebbe sapere l'aeroporto è chiuso e ci organizziamo diversamente? Benissimo, esatto, l'aeroporto è chiuso, ci organizziamo diversamente. A parte il malservizio che c'è all'interno, noi vediamo qui persone, ragazzine, donne buttate a terra, non c'è una sedia dove potersi sedere, né sotto all'arrivo né all'imbarco, con l'aggravante della sala di imbarco. È chiusa perché non può essere ovviamente aperta in questo momento perché gli imbarchi sono sospesi. Se vuole dirlo velocemente perché devo tornare alla linea in ritardo. In questa nota negativa vogliamo cogliere l'aspetto positivo che possiamo rimanere nella nostra terra ancora qualche altra ora. C'è chi invece deve andare via per lavoro e non può farlo. Allora noi abbiamo raccolto anche altre testimonianze qui dall'aeroporto Fontanarossa di Catania, quindi Michele, se volete mandare il servizio io restituisco la linea allo studio, alla regia. Grazie Eva, grazie anche agli amici che hanno collaborato a questo collegamento in diretta, ci spiace per i disagi, ricordiamo aeroporto di Catania blocco totale almeno fino alle 18, caos e disagi anche all'aeroporto di Trapani per centinaia di passeggeri dei voli diretti a Catania e dirottati sul Florio. Il ritardo nell'arrivo degli autobus ha creato malumori e polemiche negli oltre 1000 passeggeri. Laura Spanò. Anche all'aeroporto di Trapani Birgi gravi disagi e ritardi a catena a causa dei numerosi voli dirottati da Catania, 8 i voli arrivanti al Vincenzo Florio. Lo scalo aereo da dopo le 23 fino alle 9 di stamane ha dovuto gestire un'emergenza senza eguali, un'emergenza resa ancora più difficoltosa vista l'ora in cui è scattata. Su Trapani, dice il presidente di Erges Salvatore Ombra, abbiamo gestito 1285 passeggeri. L'avviso è arrivato alle 23 di domenica sera. Da quel momento ci siamo messi alla ricerca di autobus per poter far arrivare i passeggeri a Catania. Come era prevedibile, notevole è stato il disagio di chi ha dovuto attendere l'arrivo dei bus in aeroporto. Noi come Erges, dice ancora Ombra, abbiamo chiesto aiuto alla Regione, alla Protezione Civile, all'AST per far arrivare i pullman nel più breve tempo possibile, ma molti erano impegnati già su Palermo per via della stessa emergenza. Siamo coscienti del disagio patito dai passeggeri, ma abbiamo cercato di renderlo meno pesante. Il personale dello scalo di Birgi non si è fermato un attimo fino a stamane alle 9. Vista la situazione del vulcano, non è escluso che l'emergenza permanga. Catania, dopo le recenti sparatorie in prefettura, la Commissione regionale antimafia, preoccupata della recrudescenza della criminalità in città, chiede ai vertici investigativi dati precisi sulla filiera di approvvigionamento delle armi. Luca Ciliberti. A Catania si continua a sparare senza tregua. Nel fine settimana gli ultimi preoccupanti episodi in via Miraglio Caracciolo e in via Stella Polare. A giugno l'agguato in piazza Montana, 3 feriti minorenni e 6 arrestati che hanno evidenziato come gli storici clan della mafia catanese si riorganizzino e soprattutto arruolino manovalanza. Fenomeni preoccupanti, tanto che la Commissione regionale antimafia è tornata nuovamente a Catania, dove si era già riunita lo scorso 13 marzo e ha fatto tappa in prefettura per fare il punto sulla recrudescenza della criminalità di stampo mafioso in città. Come si vede, la mafia ha un sistema ciclico. Ci sono momenti in cui spara, che non sono quelli maggiori, sono momenti in cui non spara perché fanno affari. Adesso probabilmente gli affari, ci sono conflitti nella gestione dei traffici illeciti, della droga e delle armi, e questo determina scossoni, ma ripeto, la preoccupazione è che ci possa essere un momento in cui si alza la sfida anche alle istituzioni. I quartieri più colpiti negli ultimi anni sono Librino, Trappeto, San Giovanni Galermo, San Cristoforo, poi ci sono tutta una serie di elementi ricorrenti come gli spari alle saracinesche, segnali evidenti a chi li deve percepire. Fuori si spara, le carceri sono diventate una groviera, spesso a dare gli ordini
alle cosche che sono in libertà sono gli stessi capi che sono detenuti, utilizzando sistemi, il telefonino in carcere è ormai una prassi assolutamente diffusa. A Palermo, interrogato, non risponde l'uomo che ieri ha accoltellato a morte un coinquilino barricandosi in casa. Servizio di Marco Gullà. È stato emesso nella notte il provvedimento di arresto per il 38enne Francesco Cusumano, responsabile dell'omicidio di via San Polo a Palermo. Ieri l'uomo, intorno alle 11:30, ha ucciso a coltellate Francesco Spataro, 53 anni, con il quale conviveva insieme a una terza persona, in quel momento fuori casa, per fare la spesa. Per il 38enne l'accusa è di omicidio volontario aggravato. Cusumano non sopportava le regole imposte dai coinquilini, delle quali si era lamentato fino a pochi giorni prima con la portinaia dello stabile, cui aveva detto che gli altri due non gli lasciavano usare la cucina. Dopo l'omicidio l'uomo si è barricato in casa, ha aperto il gas e ha minacciato di far esplodere tutto il palazzo. Dopo una trattativa durata circa 6 ore, Cusumano si è consegnato ai carabinieri, una domenica di ordinaria follia che era iniziata con la terza intimidazione ai danni del Barceria allo Zen. Oltre 30 colpi di Kalashnikov sparati contro una vetrata esterna del locale che è ormai nel mirino di Cosa Nostra. Da 3 settimane i picciotti del Pizzo hanno dato il via a un'escalation mirata contro l'attività che non si sarebbe piegata alle richieste di racket. La raffica ha mandato in frantumi la vetrata laterale, poi sostituita dopo i rilievi della polizia scientifica. Passano le settimane, nonostante appelli, la visita del ministro dell'interno Matteo Piantedosi, l'aumento del numero delle telecamere e degli agenti di polizia, Palermo continua a vivere in un clima di terrore. Intimidazioni ed episodi di violenza si intrecciano quasi quotidianamente. Sempre a Palermo, arrestati 3 uomini per la violenta rapina compiuta in centro il 1° gennaio ai danni di un giovane che ha riportato lesioni e un trauma cranico. Torna libera la figlia di Totò Riina. Il giudice per le indagini preliminari di Firenze ha revocato l'obbligo di dimora per la donna a Corleone, su richiesta della difesa dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini. Maglio Viola. Torna libera Maria Concetta Riina, la figlia maggiore del boss Totò Riina, ormai scomparso. Il GIP di Firenze ha revocato l'obbligo di dimora a Corleone che le era stato imposto nell'ambito di una inchiesta che vede indagati per estorsione e tentata estorsione aggravati dal metodo mafioso lei e il marito, Antonio Ciavarello. Secondo le accuse, Ciavarello avrebbe chiesto denaro e regali a 2 imprenditori toscani, imponendosi con metodo mafioso, e lo avrebbe fatto mentre era in carcere per altri motivi. L'emissaria di questa richiesta ed esattore sarebbe stata proprio la moglie Maria Concetta Riina. Per questo la donna fu arrestata, ma a gennaio di quest'anno la detenzione fu commutata in obbligo di dimora a Corleone. Contro questa decisione la Procura di Firenze presentò ricorso, ma la Cassazione confermò l'obbligo di dimora e negò il carcere. Adesso, dopo la notifica dell'avviso di conclusione indagini, il GIP ha accolto la richiesta della difesa e la Riina attenderà il processo in stato di libertà. A Catania ha arrestato un cittadino straniero che ha aggredito la moglie davanti ai 4 figli minorenni. È stata la vittima a chiamare la polizia quando è riuscita a divincolarsi dal marito, e non era la prima volta che subiva violenze, alcune anche registrate con videocamere. L'uomo sarà giudicato per direttissima. Voltiamo pagina, ci risiamo. Il mancato rinnovo del taglio delle accise riporta i carburanti sopra i 2 euro al litro. Insorgono associazioni di categoria e automobilisti. Tonino De Mana. I prezzi della benzina sono 1,94 per il gasolio e 1,86 per la benzina. Modalità servito invece si sfora e si va sopra i 2 euro. Sì, si va sopra i 2 euro, diciamo che il prezzo anche prima dell'aumento delle accise nel servito è stato sempre oltre i 2 euro, perché c'è un differenziale che va dai 20 ai 30 centesimi a seconda delle compagnie petrolifere. Scende il prezzo del barile di greggio da $120 dell'aprile scorso a 68 di oggi, ma risale quello di benzina e gasolio che in modalità servito tornano stabilmente sopra i 2 euro al litro. Si fa sentire e suscita reazioni polemiche lo stop dello sconto sulle accise ed insorgono associazioni di categoria ed automobilisti. Viva l'Italia! Questa è l'Italia. Cosa ne pensa? Ma niente, che pensare che non ci arrivo a fine mese? A fine mese non ci arrivo con la pensione. Soprattutto per le famiglie che non hanno soldi veramente, manco da mangiare, che non si possono spostare, a me quelli mi fanno pena. Ma fortunatamente
Non faccio tanti chilometri. Quanto incide sul tuo bilancio? Abbastanza. Diciamo un buon 20% dello stipendio va nella benzina. Non vuole sentire parlare di speculazioni il presidente della Figis calabrese, secondo cui gli aumenti hanno motivazioni ben precise. In Europa paghiamo lo scotto del fatto che negli ultimi anni sono state chiuse diverse raffinerie, altre sono state convertite ai biocarburanti, quindi noi importiamo quasi tutto il prodotto raffinato dal resto del mondo. E c'è anche da dire che noi non vendiamo prodotto grezzo, ma vendiamo prodotti raffinati. Una stangata prevista per le associazioni dei consumatori con il mancato rinnovo del taglio delle accise che costerà agli automobilisti quasi 1,5 miliardi di euro su base annua, con un pieno da 50 litri in appena 2 giorni, rincarato di quasi 2 euro. A Maddaluse, quartiere di Agrigento, rubinetti a secco per 2000 cittadini ormai da più di un mese. Diffida del Codacons alle società di distribuzione dell'acqua, oltre che al Comune e alla Regione. Davide Sardo. Rubinetti a secco da oltre un mese a Maddaluse, quartiere di Agrigento, dove circa 2000 residenti denunciano la mancanza di acqua potabile nelle proprie abitazioni. Secondo quanto riferito dagli abitanti, la sospensione del servizio sarebbe legata alle presunte irregolarità urbanistiche degli immobili ricadenti nella zona A della Valle dei Templi, ma al momento AICA non ha fornito comunicazioni ufficiali sulle cause del disservizio. È inconcepibile vivere senza acqua. Io sfiderei chiunque delle autorità che hanno messo questo divieto. È veramente disumano. Io a casa mia ho 2 disabilità, fra l'altro ho anche dei problemi di ernie e lombo sacrale, e io ogni giorno vado alla fontana a riempire 10 bidoni di 20 litri. Per anni i residenti hanno fatto ricorso alle autobotti per riempire le cisterne, una soluzione che oggi non sarebbe più consentita. I proprietari evidenziano come le abitazioni siano regolarmente censite e soggette al pagamento dei tributi. Per cui accatastando le case paghiamo e siamo assoggettati a tutti gli oneri, e lo facciamo ben volentieri perché siamo cittadini corretti e onesti, ma vorremmo anche essere trattati da cittadini perché abbiamo la residenza, abbiamo tutti i nostri diritti sacrosanti come uomini, come padri di famiglia. Sulla vicenda interviene anche il Codacons Agrigento, che ha diffidato gli enti competenti chiedendo il ripristino di un minimo vitale di acqua potabile e la revisione delle disposizioni che impediscono il rifornimento tramite autobotti. A rischio la cultura di arance e limoni nella piana di Catania dopo i 2 raid criminali che hanno distrutto una condotta importante che alimenta 6.000 ettari di agrumeti tra Catania appunto e Lentini e la centrale di sollevamento della condotta nella zona di Basadonna. L'assessore San Martino assicura la regione c'è. Orazio Longo. Non usa mezzi termini l'assessore regionale all'agricoltura e vicepresidente della regione San Martino. I 2 raid vandalici da parte di ignoti che mettono a rischio la produzione agrumicola della piana di Catania sono atti contro gli agricoltori in primis e anche contro le politiche del governo. È chiaro che gli interventi che il governo stanno facendo toccano interessi di chi vende l'acqua, di chi approvvigiona quelle aree negli anni in cui il disservizio la faceva da padroni. Nella notte del 3 luglio è stata sfondata e rotta una condotta importante che alimenta 6.000 ettari di agrumeti tra Catania e Lentini. Oltre alla Lodigiani, anche la condotta 102,50, che ricade nella zona di Vassadonna, è stata interessata dopo che è stata vandalizzata una linea Enel con grossi danni alla centrale di sollevamento consortile che si trova in contrada da Muso a Belpasso. Questi gesti è chiaro che scoraggiano, ma non fermano il governo, che attiverà già nei prossimi giorni nuovi servizi affinché si possa vigilare insieme alle forze dell'ordine per garantire i servizi agli agricoltori, ma soprattutto per fare capire che la regione e lo Stato ci sono. Preoccupati gli agricoltori che chiedono il ripristino urgente della centrale di sollevamento. Speriamo in un urgente intervento appunto da parte della cabina di regia, quindi perché comunque gli agricoltori aspettano l'acqua in quella zona dopo veramente tantissimi anni. Speriamo in un immediato servizio che venga effettuato dai tecnici del Consorzio di Bonifica e tutti gli altri. Compie 80 anni e resta uno dei simboli più riconoscibili della moda. Il bikini racconta il corpo, la libertà e gli stili di vita dei nostri tempi. Veronica Barbarino.
Piccolo nelle dimensioni, enorme nel significato, il bikini festeggia 80 anni e continua a essere uno dei capi più iconici della moda, che racconta l'evoluzione della società e del costume. Nato nel 1946, fu inizialmente considerato troppo audace per l'epoca, ma il cinema, prima con Brigitte Bardot, poi con Ursula Andress, contribuì a cambiare la percezione del pubblico. Da quel momento il bikini ha cambiato forme, tessuti e stili, fino ad oggi. Cosa dire del bikini che indossano oggi le ragazze, e non solo le ragazze, che io chiamerei filo interdentario. Viva viva la libertà, però siamo arrivati ad un eccesso. Ora ci sono dei modelli troppo esagerati, tipo il dietro che con lo solo spacco. Io non sono d'accordo su quel tipo di costume. Il bikini va bene, ce l'ho pure io, quindi. Un costume che accompagna le trasformazioni della società. Mi sembra una cosa che dimostri anche un'evoluzione nella cultura delle persone. Molte portano bikini e anche persone che stanno bene in carne, come me per esempio. E quindi, tra un tuffo e una tintarella, auguri a un'icona di libertà. Proprio così. È il momento della nostra pausa, poi il calcio con il Palermo che ha ufficializzato Hernani e il Catania con Longo già al lavoro, altri rinforzi sono attesi. State con noi. Calcio è ufficiale, Hernani è un giocatore del Palermo, è il terzo colpo per il DS Osti che adesso accelera anche per Compagnon del Venezia. Venerdì la squadra rosanero in ritiro. Marco Gullà. Hernani è ufficialmente un giocatore del Palermo, come previsto. Il club rosanero ha ufficializzato in mattinata l'ingaggio dal Monza del centrocampista brasiliano. Si tratta del terzo colpo dopo Estevez e Cassandro. Venerdì la squadra di Inzaghi inizierà il ritiro precampionato in Trentino Alto Adige e il tecnico potrà quindi contare su 3 nuovi innesti, anche se l'obiettivo del direttore sportivo Carlo Osti è quello di arrivare a Mattia Compagnon. I contatti tra il club rosanero e l'entourage del giocatore, classe 2001, restano intensi. Il profilo è considerato tra i più adatti alle esigenze tecniche della squadra. I prossimi giorni saranno probabilmente cruciali per capire se le buone sensazioni raccolte finora si tradurranno in una fumata bianca. Non è l'unica pista seguita dal Palermo per rinforzare il reparto avanzato, resta viva anche quella che porta ad Almquist, esterno offensivo del Parma. In lista ci sono inoltre Rui Modesto, per cui sono già stati avviati discorsi con l'Udinese, e Rao, di proprietà del Napoli. Nei giorni scorsi al Palermo è stato offerto anche Andrea Belotti, svincolato dopo l'ultima stagione a Cagliari. Il club rosanero però non è interessato. Sul fronte delle uscite invece al momento non si registrano novità. Settimana importante per il Catania tra mercato e organizzazione del ritiro precampionato. L'arrivo di Longo dà il via alle operazioni in entrata. Nel taccuino numerosi giocatori del Crotone. Tonino De Mana. Mercato e organizzazione del ritiro in 2 sedi, la prima al Massimino, la seconda a Norcia, in Umbria. Inizia una settimana importante per il futuro del Catania che dopo le ufficializzazioni del DS Parrà e del tecnico Longo darà il via alla campagna di rafforzamento. Servirà un'accelerazione per consegnare al nuovo allenatore un organico che possa dare l'assalto ancora una volta alla Serie B. Le delusioni delle passate stagioni, nonostante gli esborsi economici, impongono riflessioni e valutazioni con un organico da rinnovare sotto l'aspetto numerico, contrattuale e qualitativo, con conseguente abbassamento dell'età media. Di obiettivi ce ne sono già tanti, contatti avviati con il Crotone per quei calciatori che Longo conosce bene per averli allenati negli ultimi 2 campionati. Per la mediana interessano Vinicius e Gallo, per l'attacco Musso, nome col quest'anno, e Zunno, per la difesa di Pasquale. Oltre a Capomaggi e Scognamiglio, che difficilmente lasceranno Salerno e Benevento, Varrà ha un dialogo aperto con l'attaccante Ferdinando De Sole, con cui ha lavorato a Potenza. Parecchi estimatori per Andrea Rizzopinna, il cui cartellino è valutato dal Cosenza a €500.000, trattabili comunque in uscita. Gimenez fa gola agli spagnoli del Castellón e sono tante le richieste per Gherardi, Celli, Dini e Cargnelutti. E noi ci fermiamo qui, appuntamento per altre notizie alle 20, grazie e buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.